get it almost every night. When that moon is big and bright, it's a supernatural delight. Everybody's dancing in the moonlight. Everybody here is out of sight. They don't bark and they don't bite. They keep their fuse to keep it tight. Everybody's dancing. Amici, benvenuti anche oggi a Chiacchiere e Caffè, spero abbiate passato tutti un ottimo fine settimana. Io sono felicissima di avere qui oggi con me Monica Galvanin, benvenuta Monica, Grazie. vicepresidente UE-APME, è una sigla un po' particolare, significa Associazione Europea Piccole e Medie Imprese. Quindi sono felice oggi di parlare con i nostri amici di imprenditoria femminile, di modelli associativi che dal territorio vengono così proiettati in un ambito appunto europeo. Allora Monica, tu sei un personaggio, diciamo personaggio, però sei una persona dalle mille qualità e dalle mille risorse, perché sei una giovane donna, una affermata imprenditrice, sei riuscita a conciliare lavoro e famiglia, perché se non erro hai anche due bellissime bambine, Sì. quindi davvero una donna di successo per tutto quello che riguarda, insomma. Ci provo. Ci provi, ci sei anche riuscita, tra l'altro sei stata anche premiata, e questo proprio, siamo sulla notizia, perché sabato e domenica si è tenuto il Festival del Consumatore, la prima edizione di questa bella kermesse che ha visto il consumatore a Vicenza, così al centro della scena, per cercare di capire quali sono i suoi diritti, insomma il fare il punto sulla situazione dei consumatori, e tu sei stata premiata nell'ambito di questa kermesse come unica imprenditrice donna, Esatto, giusto? esatto, sì. Per quanto riguarda in particolare la responsabilità sociale d'impresa. Perché andiamo un po' a ritroso, poi ci racconterai tu tutto quanto al dettaglio. Tu hai preso, diciamo, le redini dell'azienda paterna, che è la Luigino Galvanina SPA, Esatto. e quindi non hai solo un ruolo istituzionale all'interno del mondo associativo, ma sei un'imprenditrice vera e propria, e quindi a soli 25 anni, se non sbaglio, sei entrata in azienda. Sì, 23, poi a 27 invece l'ho presa del tutto in mano. Bene, quindi insomma Diciamo si parla così. di davvero imprese Giovani. giovani imprese davvero così piene di gratificazioni, piene di soddisfazioni. Però ti passo la parola, se no dopo mi faccio prendere dall'intervista e tendo a parlare un po' troppo io. Allora raccontaci un po' i primi passi mossi appunto nell'azienda di tuo padre, che è un'azienda metalmeccanica. Esatto, metalmeccanica. Quindi raccontaci un po' tu, Monica. Allora, metalmeccanica, quindi oggi tra l'altro un settore in difficoltà, ma che da tempo ho cercato di ripianificare in modo diverso. Nel momento nel quale sono entrata in azienda mi sono resa conto che da subito, al di là delle difficoltà da superare perché appunto mio padre era mancato, la gestione dei fratelli, perché ho 2 fratelli in azienda, e il futuro, quindi che cosa doveva essere l'azienda, un po' il sogno che ognuno deve avere per dire faccio l'imprenditore e vado avanti. Allora, rispetto a questo ricordo, dopo pochi anni di ricostruzione, di messa in opera dell'azienda, dove abbiamo deciso, c'era la figura di mio padre molto forte, bene, ora ci siamo noi, cosa fare per dare una nostra impronta, perché tu non sei lui e devi proseguire in modo diverso, quindi è meglio definirlo subito. Ho letto il libro verde della Comunità Europea ed è stato illuminante per certi aspetti, perché alcuni valori, alcune condivisioni rispetto a questi valori sono emersi da parte mia e mi sono avvicinata a un nuovo modello, e io l'ho coniato così, che è quello dell'azienda responsabile. Che cosa significa? Che da allora ho iniziato a costruire un percorso per il quale l'azienda ha sposato, al di là delle certificazioni, valori, quindi il rispetto dell'ambiente, della persona, la formazione, la sicurezza, per cui oggi potremmo definirlo un modello aziendale che tra l'altro è molto vicino a quello che è la piccola e media impresa del territorio, perché condivide i valori. Siamo, come si dice, appunto sulla notizia. Mi fa piacere vedere che sei proprio sul giornale di oggi. Grazie. Facciamo qui un primo piano, se è possibile. Ecco, ti si vede, sei proprio tu. Questo è l'articolo di oggi. Sul giornale di Vicenza, appunto, è comparso in merito appunto alla premiazione che hai ricevuto nell'ambito del Festival dei Consumatori. Esatto. Quindi insomma non l'avevamo fatto apposta, era già programmata la tua ospitata e È andata oggi bene. è andata bene.
è così. Tra l'altro questo secondo me sottolinea anche l'attenzione che c'è da parte delle istituzioni in genere che si sta creando, la Regione Veneto in modo particolare, credo sia la più vicina, la più attenta, forse perché è consapevole che il tessuto delle piccole e medie imprese, l'artigianato, piuttosto che anche il commercio, però quello locale, è importante e deve essere valorizzato. È una differenza sostanziale, anche perché oggi, insomma, possiamo dire, sui giornali la cronaca emerge, i problemi della grande impresa che c'è, non c'è o è latente in Italia sono molto pesanti. Addirittura deve intervenire il governo, cosa che tutto sommato negli altri stati è accaduto all'inizio del 2009 con la grande crisi mondiale, ma oggi non sta più intervenendo sulle imprese. Per cui valorizzare chi è sul territorio, chi dà lavoro, chi si impegna e soprattutto chi ha un'idea anche per il futuro, non prendere le aziende e portarle via, ma chi rimane qui, reinveste nel suo tessuto, dove è vissuto, dove è nato, e credo sia molto importante. È importante, penso che sia un po' anche lo scopo, no, del fare in qualche modo corporazione per le piccole e medie imprese, lo scopo delle associazioni. Tu sei anche stata presidente di Federveneto. Sì, esatto, sì. Hai avuto molte cariche, vicepresidente di un'altra cosa, ricordami. No, beh sì, amministratore del Centro Servizi Nazionale, esatto, praticamente dell'associazione, esatto. Quindi hai ricoperto molte cariche. Più che altro ho cercato di andare a vedere da vicino cosa significa, quali sono i problemi di stare insieme e di fare corporazione, chiamiamola così, in un modo magari che non piace a molti, però un po' antico, però ma perché non si è mai andati avanti, cioè dal nome, poi non si è detti, non ci si è messi veramente a fare rete. Anche oggi, e lo dicevamo proprio con Talin, che anche lui è un imprenditore che è stato premiato, dobbiamo essere più uniti, interfacciarci di più, trovarci, togliendo quegli individualismi che purtroppo sappiamo esistono. Sì, infatti l'imprenditore veneto, nordestino, passa un po' per essere sicuramente uno che lavora molto, si rimbocca le maniche, molto concreto, pragmatico, però che tende, come si dice, a guardare il suo orticello. Quindi o rimanere solo in fabbrica. Esatto, oppure essere accentratore, a non guardare verso gli altri imprenditori. Infatti ti dico, le esperienze associative le ho fatte proprio perché consapevole che devi andare a vedere fuori cosa succede, capire quali meccanismi possono essere usati per fare questa rete e anche i limiti poi che ci sono fra noi imprenditori, per cui dire vabbè, formiamoci, anche cresciamo, mettiamoci in discussione. È stata un'esperienza che mi ha dato moltissimo, per carità mi sono impegnata molto, mi ha portato magari via un po' di tempo alla famiglia, ma oggi penso di essere cresciuta anche. Sei cresciuta tu, hai fatto crescere in modo esponenziale il fatturato della tua azienda, perché leggo un dato, da quando sei entrata appunto nella Galbanina SPA, l'azienda è passata in 10 anni da 3,5 a 20 milioni di euro di fatturato. Sì, effettivamente un po' il mercato, la fortuna anche ci vuole. La fortuna aiuta gli audaci. Sì, no, infatti come dicevo, la capacità di mettersi in discussione, di guardare un po' oltre, saltare anche quelli che sono dei vincoli che spesso si mette perché ci sei piccolo, allora non devi pensare in grande, invece bisogna effettivamente... Io rimango affascinata, Monica, perché sono la negazione di ogni gestione patrimoniale ed economica, no? Quindi quando vedo queste donne che magari entrano ragazzine perché avevi poco più di 20 anni in azienda, ho letto che hai fatto una gavetta incredibile, no? Formata da tuo padre, certo. appunto, che ti ha seguito nei primi passi in azienda, e poi vedere così che donne, non perché siano donne semplicemente, ma perché magari le donne per natura dopo sono portate anche a proiettarsi verso la costruzione di una famiglia, quindi rimango basita su come così una giovane donna in un percorso di crescita così personale e professionale si è riuscita a portare l'azienda a questi fattatturati pazzeschi. Guarda, come dicevo prima, ci vuole anche tanta determinazione e testardaggine, magari mi ha aiutato a essere così di natura, quindi tutto sommato sai, uno nasce con un'indole che può essere a volte un pregio, a volte un difetto, ma che io preferisco dire punti di forza e di debolezza che vengono usati nei momenti giusti, e effettivamente la determinazione di raggiungere un obiettivo che non era il successo economico, ma vedere l'impresa cresciuta, le persone, credo l'imprenditore ha un obbligo morale di far crescere anche le persone, non solo sotto il profilo professionale esecutivo, cioè i pezzi che deve fare, le competenze del lavoro. Ma anche di motivarle, gratificarle. Ma anche come esseri umani, al di là di tutto, perché la cosa più difficile è questa, tutte le relazioni con persone.
E infatti quando si parla di nuovo modello, responsabilità, l'attenzione verso l'altro, nasce da queste sensibilità, quindi tutti i giorni lavorare. Un esempio pratico, perché chi a casa magari tutti i giorni, anche la sicurezza nell'ambito del lavoro. Io una volta ho esposto un'ipotesi, mi hanno guardato, sai, con gli occhi fuori dalla testa, con i cartoni animati, dicendo, l'azienda metalmeccanica ci sono tanti uomini. Noi donne siamo attente alla cura e nasciamo con questa responsabilità di dover fare qualcosa per gli altri e di comunque tutelare la nostra salute, altrimenti non possiamo seguire la famiglia. L'uomo ce l'ha meno. Bisognerebbe trasferire questa competenza, se vuoi, anche a loro e la sicurezza diventerebbe più semplice. Potrebbe essere banale magari come soluzione, ma secondo me è di buon senso, coerente e semplice. No, ma poi è anche un po' rivoluzionario come concetto, perché in genere le donne tenderebbero a mascolinizzarsi, tra virgolette, nella guida delle aziende, invece c'è un recupero del valore e della predisposizione della femminilità, quindi non è che l'uomo si deve femminilizzare, però magari acquisire una sensibilità tipica della natura femminile. No? Guarda, io parto dal presupposto che donna, uomo, tante differenze, non bisogna chiudersi dentro dei cerchi chiusi, no? Certo. Degli ambiti dove facciamo il gruppo, stereotipi. Credo che l'importante sia capire che ognuno di noi è differente ed è sostanziale, la differenza la sappiamo, ma abbiamo capacità e possibilità di metterci insieme e di trasferire effettivamente il buono dell'uno nell'altro e raggiungere migliori risultati, perché se non ci ostacoliamo ma ci aiutiamo e ognuno di noi ha la consapevolezza, ok, tu sei più sensibile a questo, io invece a quell'altro, insieme raggiungiamo migliori risultati. Credo che questo sia poi il segreto un po' del successo, no? Mettersi in discussione senza, come dicevi bene, dire divento il manager maschile o il modello maschile, oppure faccio la bambolina, scusate l'espressione, no, ma parliamo pure la propria identità. Io sono una donna, penso di avere comunque delle capacità, delle competenze, le metto in discussione, le metto in relazione con gli altri, ci confrontiamo e cerchiamo di fare un percorso condiviso. Credo che una volta si chiamava la politica del buon padre di famiglia, no? Usare il buon senso e mettere tutti i pezzi insieme affinché si riesca a raggiungere il risultato. Quindi si può applicare questa politica anche alla gestione di un'azienda. Assolutamente, anzi forse dovremmo applicarla molto di più in generale, visto che oggi mi sembra che il mondo stia impazzendo. Sì, questa è la tua percezione, sì, vero Monica? Secondo me sì, ci sono, ma poi nei giornali tutti i giorni leggi di queste situazioni cruente a livello all'interno delle famiglie, le difficoltà perché uno dice perde il lavoro, non perde il lavoro, sicuramente sì, ma anche secondo me deriva da una perdita di valori e al fatto che non si è disposti a tornare un po' indietro, nessuno vuole rinunciare a niente e questa è una grandissima difficoltà che oggi credo anche quest'anno purtroppo, perché la crisi non è finita, ci troveremo ad affrontare, perché è un problema sociale molto importante. Molto forte. E tu Monica invece a cosa hai dovuto rinunciare nella tua vita? A tante cose. Per diventare quello che sei, insomma. Sai, le persone partono dal presupposto che lo fai, ti diverti, ti piace, allora fa parte del ruolo e può piacere o non piacere, uno è responsabile e consapevole che lo fa per dare anche dei messaggi, tipo la responsabilità sociale di impresa ti impone di dare dei messaggi, per cui a volte violenti te stesso ma ti metti in discussione anche in ambiti che non sono magari tuoi, tipo venire in trasmissione, fare l'intervista e impari a relazionarti, impari che è importante. Comunque è una rinuncia alla tua privacy, per esempio molte persone pensano che sia un momento, sai, un pregio, ti riconoscono, ma non è detto perché se sei in giro e magari stai facendo la spesa potrebbe darti fastidio, non è il mio caso ma parlo di altri. Sì, abbiamo visto insomma. Sì, che ci sono situazioni. I VIP, come si dice, a volte subiscono, a volte cercano. Ma sai, i VIP effettivamente lo fanno perché gli fa comodo, no? Mentre per quanto riguarda le persone comuni come me che fanno impresa, tutto sommato è un po' strana come situazione, perché alla fine sei una persona normale che fa il suo lavoro e però sei anche vieni poi proiettata in un ambito diverso, una dimensione certo, che non è comunque la tua di tutti i giorni. E in qualche caso effettivamente è una rinuncia a un qualcosa che normalmente gli altri hanno e tutto sommato dici vabbè, hai comunque ruolo per cui ti spendi, già l'imprenditore di suo ha un ruolo sociale per il quale è un esempio per gli altri, quindi non possiamo fare le cavolate, scusate l'espressione, certo, nel senso non le faresti comunque, però
devi stare più attento Devi degli essere altri. un po' da esempio. Un po' da quindi ti esempio senti all'interno di- dell'azienda, nell'ambito di dove l'azienda è situata, perché socialmente tu comunque sei riconosciuto, riconoscibile, hai un ruolo e quindi è importante. E poi comunque questo ti porta via anche del tempo alla famiglia, perché ovviamente l'impegnarsi nella comunicare chi sei, nel stare in azienda e quant'altro, ti portano ad avere un'organizzazione diversa, avere qualcuno che ti aiuta se non hai la nonna piuttosto che i figli concentrati in alcune ore, dedicato sicuramente a loro, però è un po' diverso, perché quando sei lì sai che devi dedicarti a loro, è come se tu dovessi pianificare tutto quello che fai, non hai più quella naturalezza di rapporto anche all'interno Certo. della casa. Per esempio la tua giornata tipo, Monica, Ah, sveglia alle 6 del mattino. immaginavo, perché 6 del chi mattino. dorme non piglia pesci. si No, a dice. parte quello perché c'è l'organizzazione della casa, quindi ti alzi, ti prepari come tutti. Tu risiedi a Vicenza? In provincia, In in provincia, sì. Tra l'altro sono a metà strada fra Vicenza e Padova. Quindi insomma Sì. sei comoda. Sono comoda ad andare un po' dappertutto, no, perché l'azienda è a Torre di Quartesolo, sono spostata più verso Vicenza Est, Certo. quindi abbastanza vicino alla zona di Padova. Quindi sveglia a ore Sveglia 6. a ore 6, vabbè, ci si prepara, Colazione poi per le bambine. le bambine si svegliano, si preparano, si portano a scuola. Faccio anch'io la scuola bus come tutti i genitori, no? Nel senso che vado, faccio il mio giro anche perché ho la grande che va a scuola a Vicenza, quindi prendo e tornando indietro porto la piccola e vado a lavorare. 8, circa quarto alle 8 sono in ufficio e comincia la giornata lavorativa. Il pranzo c'è, non c'è, spesso si salta anche perché cerchi di ottimizzare i tempi e quando ce la faccio che sono organizzata bene, che bene o male i appuntamenti non si dilungano nel tardo pomeriggio, per le 5:30, 6 al massimo sono a casa e se no poi dipende. Dai, pensavo peggio, pensavo a quelli che ancora alle 9 Ma ci ho messo lavorano. quasi 16 anni a organizzarmi. No, davvero la parola chiave è organizzazione, cosa che a me un Sì. po' manca, quindi ammiro Ma sempre sai, di tanto chi necessità ce l'ha. virtù dicono, no? Sì. In qualche modo devi organizzarti. E poi sono sincera, ho una persona che mi è vicina e che mi aiuta con le bambine, una persona di fiducia e questo è molto importante al giorno d'oggi, trovare chi riesce a supportarti. Sì, è importante anche saper delegare, scegliere Quello sì. lo staff, come si diceva già a Machiavelli. Sai, però in azienda, bene o male, è un po' più asettico se vuoi, nel senso sì, in famiglia chiaramente c'è un rapporto fiduciario, Chiaro, quindi con è quello che si vede anche fondamentale. oggi è importantissimo, no? Fondamentale. Decidere a chi affidare i propri figli. Sì. E quindi ti dividi tra gestione d'Albanin SPA e ruolo istituzionale, perché credo che ti porti via anche tempo, tipo oggi è un'intervista così nata anche proprio perché ricopri questa carica, no, Certo. della Il situazione. tempo finché è in zona, diciamo, comunque nell'ambito di un'area di 100-200 km è anche gestibile in giornata. Poi invece quando vado a Bruxelles, perché questo ruolo mi porta appunto a Bruxelles, è un po' più complicato, però si riesce comunque a ottimizzare i tempi, si parte la sera prima, si fa tutta la giornata e si rientra la sera, sono delle faticate. È da un annetto, vero, che lo fai, perché Sì. sei stata nominata appunto Un anno alla fa, esatto. UEAPME. Sì, un nome terribile, non riesco a terribile, dire è UEAPME, vero. vicepresidente UEAPME da un annetto. Sì. Ecco, la domanda, come si dice, sorge spontanea, ma allora ha senso questa proiezione, diciamo, delle piccole e medie imprese, no, delle associazioni dal territorio all'Europa? Cioè, È fondamentale, anzi lo valorizziamo poco e dovremmo essere più presenti, in quanto in Europa sono rappresentate le grandi imprese. Loro sono lì, fanno lobby, hanno gli uffici, è un attimo avere poi una legislazione, chiamiamola così, comunque una serie di norme che vadano a favore dei grandi piuttosto che dei piccoli. Tra l'altro, genericamente parlando, perché non si può parlare paese per paese, è un po' complesso, però l'Italia è quella che mediamente ha il numero più alto di piccole e medie imprese, quindi dovremmo più di altri avere questa sensibilità. il Veneto più ancora di altre regioni. Sì, beh, devo dire che nella media tutto sommato ci siamo, forse noi intraprendiamo di più, quindi rispetto al numero di persone di ogni famiglia, gruppo familiare che partecipano all'impresa è più alto, questo sì è vero, infatti parlano di 1 a 9, una cosa di questo genere, nelle altre regioni forse più basso, poi vabbè ci sono anche regioni che storicamente hanno una serie di problemi, quindi sappiamo, sì, esatto, d'altro, Sì, parliamo si dovrebbe d'altro. fare un'altra puntata Esatto. sull'economia italiana, nord-sud. Però, come
dicevo, è importantissimo e credo che lo diventerà ancora di più, perché la comunità sta normando una serie di leggi, di azioni comunque che poi gli Stati dovranno fare loro, molto restrittive e fondamentali per quanto riguarda la concorrenza, per quanto riguarda il credito, la fiscalità. Se si va nell'ambito di armonizzare, quindi avere tutti quanti lo stesso tipo di regole, diventa abbastanza complesso, perché l'IVA nostra è diversa da quella della Germania, magari è più favorevole per noi in questo caso, però ci sono altre norme rispetto alla fiscalità o al credito o anche all'applicazione della legge che potrebbero invece creare un sacco di problematiche, per cui tra l'altro all'impresa, perché si parla in generale, si pensa solo che noi come cittadini poi subiamo un attimino, no, dall'alto, però è tutto un legame molto stretto fra chi decide là, come viene implementato qui, e noi. Se noi non partecipiamo a livello europeo non possiamo neanche fare pressione presso i nostri politici che sono là o qui in Italia per avere l'applicazione corretta anche della norma, perché spesso, come è successo nel passato con la sicurezza, in Italia è stata applicata in modo più restrittivo rispetto alla richiesta europea. Allora uno dice: scusa, ma perché dobbiamo autopenalizzarci? È come fare un autogol, perché farlo? La domanda, Esatto. giustamente, perché farsi del male. E quindi UEAPME, per chi magari si è collegato ora, lo ripeto, è l'Associazione Europea Piccole e Medie Imprese, quindi è un'associazione di respiro europeo, Sì. che quindi, come dicevi tu, ha un grandissimo senso proprio per le aziende anche Tanto per italiane. dare due numeri, così le persone si rendono conto, noi aggreghiamo a livello europeo 12 milioni di imprese con quasi 30 milioni di lavoratori, di addetti. Sono tantissimi se uno ci pensa, e a volte siamo poco valorizzati. Stiamo lavorando molto in questo senso, devo dire è stato fatto un bel lavoro e speriamo che a breve ci sia un ritorno anche nei singoli paesi di riferimento, soprattutto adesso con questa crisi c'è la Sì, necessità. davvero viene da pensare, perché questa crisi, con tutti poi questi dati di imprese che sono solide, magari riescono insomma A parte che è stata così forte a livello mondiale, poi sai, l'Europa, continuiamo a dire l'Europa unita, siamo tutti insieme, però effettivamente sono tanti stati, sono tanti stati, alla fine è come se identità. fossero una confederazione, che però confederazione non è, quindi è un attimino una situazione d'impasse che rende forse più difficile anche aiutare il sistema, oppure alcuni stati hanno la capacità, la facoltà di fare degli aiuti diretti diversi rispetto a quello che è accaduto qui, per cui anche se faccio un inciso, siamo anche fortunati per certi aspetti, perché rispetto ad altre regioni, la Regione Veneto, devo dire, sta dimostrando attenzione, anche con progettualità, con azioni dirette, quindi mi sento abbastanza confortata da questo punto di vista. Bene, sei contenta, e lo siamo anche noi. Insomma, Beh. abbiamo una regione da questo punto di vista in effetti sensibile su diversi fronti. Benissimo, abbiamo i 2 minutini di pubblicità, come ti avevo detto. Amici, saremo sempre in compagnia di Monica Galvanin anche nella seconda parte del programma. Ne sono felice, perché allora ci racconterà un po' più di lei, anche come donna, delle sue esperienze personali. Insomma, le domande che le farò saranno tantissime. Spero che risponderò a tutte. continueremo una piacevole chiacchierata. Vi lascio allora 2 minuti di pubblicità, e se vi farà piacere vi aspetto tra pochissimo, sempre con Monica Galvanin, vicepresidente UEAPME. Così impariamo. L'ho detto giusto. A tra poco. Amici, bentornati in studio a Chiacchiere Caffè, nel vostro salottino di Telechiara, dove oggi abbiamo un ospite straordinaria, perché insomma una grande imprenditrice. Troppo gentile. No, davvero una grandissima imprenditrice, premiata anche di recente al Festival dei Consumatori di Vicenza, che si è tenuto questo fine settimana, lo ricordo per gli amici che ci stanno seguendo da adesso, e quindi davvero tante gratificazioni un po' su tutti i fronti, dalla famiglia al lavoro. Infatti nella seconda parte del programma volevo un po' parlare un po' più della Monica Galvanin, mamma, insomma persona con delle passioni, con degli hobby. Ho visto che ami moltissimo i viaggi, ma una cosa, prima di passare un po' a queste chicche, a queste curiosità, una cosa mi ha colpito moltissimo adesso che c'erano i 2 minutini di pubblicità. Mi hai rivelato che in realtà tu non hai una formazione economica. No, questa cosa mi ha colpito tantissimo, perché ho detto sarà laureata in economia e commercio, No. insomma. Invece tu hai una formazione da comunicatrice. Esatto, Dimmi, in teoria, grafica pubblicitaria. Sì, sì, alla fine come specializzazione sì, e ho addirittura fatto un master in comunicazione, quindi potrei essere dall'altra parte, non è
è nella mia Potresti indole. essere tu a intervistare. A intervistare te, no. Magari no. fossi alla guida di un'impresa che fattura 20 milioni di euro. Ma guarda, non so se ti conviene perché... Beh no, infatti mi domandavo è questo, impegnativo, cioè è davvero impegnativo. come sei riuscita proprio a diventare così esperta Allora, di guarda, gestione di budget, di tutto, bilanci, io tutte le cose. parto dal presupposto, e me l'ha insegnato mio padre, che nella vita tutto si può imparare, nel senso che continuando a leggere, a studiare, poi adesso abbiamo la fortuna che da molti anni ci sono corsi di formazione specifici, centri ai quali puoi andare e fruire insomma, di queste specializzazioni che acquisisci anche in tempi abbastanza stretti, il che non significa che devi fare i master alla Bocconi o cose di questo Che genere. hanno a volte costi proibitivi, anzi quelli Ma a parte sempre. quello, poi non è detto che sia utile, voglio dire, perché tu hai una tua formazione, io ho vissuto l'azienda perché era comunque di famiglia, per cui in qualche modo ce l'hai nel DNA, la vivi, la vedi, cioè scusa, la vivi, la vedi. Beni, vidi, vici. Per cui cioè, sei lì e la assimili. È un punto importante, è da dove si parte, al di là della formazione che tu hai, che tu fai a livello scolastico, quello rimane comunque un focus molto importante. Poi cosa accade? Come nel mio caso, sono entrata in azienda, ho iniziato a formarmi anche rispetto alle tematiche, quindi sono andata a farmi il corso di lettura del bilancio. Mi viene il mal di pancia sì, anche a solo al me, pensiero, però perché lo fai, inizi a leggere libri sulla qualità, piuttosto che poi ti interessa la sicurezza, fai il corso di formazione. Quando parlo di corsi di formazione spesso sono corsi di mezze giornate, magari fatti per 3-4 mesi, nei quali raccogli le informazioni, le applichi immediatamente in azienda, quindi hai il feedback continuo dell'efficacia, dell'efficienza che tu raccogli, non è solo teorico, ma nella pratica riesci a metterlo subito ricordiamo in gioco. che la Galvanin SPA ha sede a Tre Torri di Quartesolo, in provincia di Vicenza, esatto. fattura più di 20 milioni di euro di fatturato oggi. Nonostante la crisi, nonostante ci la arriviamo. crisi, con tutti gli scongiuri del mondo. E tu ne sei alla guida, Sì. applichi questo modello importantissimo che ti ha appunto anche fatto meritare riconoscimenti sulla Ma responsabilità però guarda sociale. che volevo arrivare a questo, proprio perché io non sono un economista e forse non sono un tecnico tipo l'ingegnere, riesco ad avere questa visione diversa. A volte è un punto di forza non avere la formazione specifica, per carità è importante soprattutto quando tu sei un tecnico, Però sei meglio uno magari specialista. farsela dopo come hai fatto tu. Però non è detto che sia negativo, Certo. cioè, credo che alla fine i percorsi le persone se li possono creare e soprattutto questo per i giovani è importantissimo non chiudersi le possibilità, tipo io va bene sono un ingegnere informatico, mi chiedono di andare a lavorare in un'azienda a fare la programmazione piuttosto che invece andare a collaborare con l'amministrazione piuttosto che con le spedizioni, vado, provo, riesco comunque a applicare la mia formazione e intanto capisco anche quali sono per il mio futuro gli indirizzi che preferisco, perché non è detto che quello che ho fatto purtroppo anche con tanti anni di sacrificio sì. poi sia effettivamente il lavoro del mio futuro. Magari Mai chiudersi. non è lì il talento vero, a volte si fanno percorsi appunto diversi e poi ci vuole un approccio creativo, no? Come dici tu, non essere sempre schematici, guardarsi un po' intorno. È un po', credo che la scuola e l'università dovrebbero fare qualcosa in questo senso, perché orientano i ragazzi e a volte li focalizzano troppo nel raggiungere l'obiettivo, tu sei questo, devi andare solo lì. Mentre alla fine, visto che tra l'altro non sempre si riesce a trovare la collocazione giusta nel mondo del lavoro, forse guardarsi intorno non è negativo, almeno si fa esperienza, tutto sommato, scusa, sai, nessuno di noi, penso neanche tu, è arrivata alla fine, anch'io ho fatto delle esperienze di lavoro, poi sono stata all'estero e mi ha insegnato molto, fare la cameriera all'estero per mantenermi agli studi. Apriamo infatti questa bella parentesi sul tuo soggiorno in Inghilterra, sei stata 3 anni in Inghilterra. Sì, esatto. Leggo qui un bell'articolo tratto da Italia Oggi. L'impresa è nel mio DNA, titolo, sono tornata dall'Inghilterra perché ho deciso di proseguire l'attività di famiglia raccogliendo la sfida della globalizzazione. Quindi in questi 3 anni in Inghilterra di studio quanti anni avevi? E io sono partita che avevo circa 20 anni, sono tornata a 23. In questi anni così giovani ti sei formata con un approccio appunto alla globalizzazione, quindi partivi dal Veneto, però lì hai avuto così la possibilità di guardare, di aprirti al mondo come mentalità, no? Quello sì, ma tutti, credo che fare un'esperienza all'estero, che sia di 6 mesi, di 3 o di anni. Beh, 3 anni parli perfettamente l'inglese, immagino. Sì, anche se ho perso un po', perché Poi pratico si perde, meno, sì, però però no, devo dire mi arrangio, dai, riesco comunque a
andare in giro per il mondo senza problemi, questo è importante. Sei stata a Londra, no? A Gatwick? Principalmente sì, principalmente sono stata a Infatti Londra. vedo Londra, è la città dove ho imparato a essere indipendente, decisamente lo sei. Non scorderò mai la notte in cui arrivai tutta sola in quella che sarebbe diventata la mia casa a Gatwick. Mi Sì. accolse un gigantesco uomo di colore in mutande. È vero, guardate che è Sembra un'immagine film. incredibile, mutandine bianche, tutto nero. Uno dice accidenti, noi che siamo abituati, perché a quel tempo non c'era la diffusione appunto di, anche noi adesso abbiamo un misto di popolazioni, di culture, e quando io sono partita, insomma parliamo di 20 anni fa e più, era un po' diverso. Ti immaginavi ti accogliesse il classico inglese bianchiccio magari? No, neanche quello, non mi aspettavo questo, è che arrivando di notte, perché sono arrivata poi alle 2 del mattino, non sapendo esattamente, perché con un amico avevo organizzato questo viaggio per andare lì a studiare e quant'altro, non mi aspettavo però questo omone così onestamente, Sì, è scene un'immagine surreali, un po' da film. Sì, o come altra cosa che magari può essere divertente, piace, questi punk che alla sera quando tornavo, perché prima si andava a scuola, poi si andava chiaramente a lavorare per mantenersi, a mezzanotte arrivavo e nel quartiere, che c'era questo quartiere di poliziotti, erano figli di poliziotti, però tutti quanti, insomma, piercing, varie cose, capelli colorati con la cresta, ti aspettiamo, ti portiamo a casa noi perché sai il quartiere non è sicuro, se uno ci Detto pensa, da loro. detto da loro, però Che mani mi sto sono... mettendo. Sì, Ma quando hai visto l'omone di colore così ho detto, alle ma 2 di speriamo, notte, speriamo cosa gli hai bene, ho detto? detto, Hi, niente. I'm Monica Galvanini Sì, from Italy. sono arrivata, I'm Sono here. arrivata, I'm here. Help me please. Sì, no, ma poi è stata, più che altro ti rimangono questi flash di immagini, come delle fotografie di avvenimenti che tutto sommato hanno segnato alcuni momenti importanti, tipo l'arrivo, piuttosto che la partenza, il fatto che spirito d'adattamento, 7 traslochi fatti Mamma nella mia, città. poi hai perché fatto la cameriera, no? Per sì, 3 anni, per sì, tutti e 3 anni. Quindi... sì, praticamente, ma poi l'ultimo anno e mezzo ho avuto la fortuna di lavorare in un locale notturno dove facevo la cassiera, prendevo le prenotazioni, quindi insomma un'evoluzione in carriera. Vedi, già iniziavi a far carriera, No, Monica, è che cosa lì? dovendo andare a scuola, avendo dei tempi, i lavori che potevi scegliere erano quelli ovviamente di questo genere. Tra l'altro ero arrivata al punto di poter fare un'esperienza nella City, quindi proprio nell'ambito degli uffici, lavorare in ambienti diversi, però iniziavo a invecchiare, ad andare avanti il tempo, dovevo scegliere e sono tornata invece nell'azienda di famiglia. E hai raccolto una grandissima sfida. Enorme, enorme. Perché davvero anche tu, forse con l'entusiasmo, no, giovanile, con il coraggio, non sapevi però ancora infatti. a cosa andavi incontro. Credo che per quello si debbano fare delle scelte quando si è giovani, le esperienze, anche andare all'estero quando si è giovani, altrimenti poi non si ha più questo, anche io dico coraggio responsabile, no? Sì, Questa sì. voglia di andare oltre anche a quello che è il tangibile in qualche momento. Dici, ma sì, ce la posso fare, comunque vada, sei forte, ti senti un leone, Il mondo non è ti butta tuo. giù niente, esatto. Sono i momenti dai 20 ai 30, penso che chiunque, se può, un'esperienza del genere arricchisca e ti pone nelle condizioni anche nel futuro di dire, ma insomma se ce l'ho fatta allora a 20 anni, adesso sì. con tempi diversi, magari non con la stessa energia, però posso superare anche oggi la crisi, le difficoltà, le nuove sfide che Ci comunque si si testa, no? presentano. In qualche modo ci si Sì, conosce hai meglio. sempre un parametro per il quale puoi dire se ce l'ho fatta allora, forse anche oggi con la maturità e con Raggiunta. l'esperienza, anche se non hai più tutta questa energia, perché è inevitabile, cioè voglio dire, L'energia un po' ti va. va scemando, Va mi sembra scemando. che a te non manchi assolutamente. Sì, però perché la continui- stanchezza la senti di più, è senti. inevitabile, non è che io dica sei diventato vecchio, si cambia, è una trasformazione. Tra l'altro sono sincera, sono contenta di invecchiare, perché forse ti abitui anche nel percorso che fai alle fatiche e ti sembrano meno pesanti da portare avanti, e ti Comunque sconfortano invecchiare, meno. in senso relativo, perché ne hai anche, non si dice, però insomma ruoti intorno ai 40 anni. Ah, io ne ho 43, guardate, 43, fatti da poco, insomma. quindi non ho problemi a dirlo. Allora Anzi, tanti auguri. più invecchio, devo dire, più sono tutto sommato felice, perché non ho il problema di accettare l'invecchiamento. L'unico dubbio, come molti probabilmente hanno, è quello di riuscire a invecchiare bene, di non avere troppe malattie, quindi di fare una vita serena e di arrivare al momento finale, insomma, dove non ci sia proprio... L'importante è, come si dice, star sempre bene. Tu sei un Sì. po' salutista, Monica, Sì, cerchi sì, di stare sì. attenta, no, alla tua Ma salutista nel qualità senso, della vita. qualità della vita intesa
non sono lo sportivo ad oltranza, piuttosto che, anzi io faccio al limite la camminata, non è che ho la bicicletta, senza ammazzare, esatto. fatica ne fai già tanta. Però non è che dico se non vado in palestra piuttosto che se non vado a nuotare sto male. Sto più attenta invece al cibo, perché avendo avuto e avendo ancora oggi intolleranze alimentari, ho imparato invece quanto è importante l'equilibrio del cibo, quanto è importante quando si cucina non usare alcuni prodotti piuttosto che altri, e questo è un buon bilanciamento. Bene, mangiare sano fa sempre bene. Anche mangiare tanto, no scherzo. Che no, beh, io non sono una buona forchetta. Anch'io sono una buona forchetta, guarda, anche golosa. Sì, cos'è che ti piace? Primi, secondi? Ah, tutto. Tutto, dolci, tutto. Non offendi nessun piatto. No, infatti questo è il mio problema, non offendo nessuno. Anche se, devo dire, si possono fare delle ricette incredibili con la verdura. Sì, è vero, visto che ci avviciniamo ed è molto salutare, quindi tutto sommato un buon compromesso, dai, alla fine. Le verdurine sono buonissime, dolci. Preferisco mangiare magari le verdure, però avere il mio dolcetto alla fine. Medio, faccio una mediazione. Giusto, prima il peccatuccio e poi esatto. La coscienza che si cerca di ripulire con le verdurine. Allora, ami moltissimi viaggi, ovviamente sei partita appunto con questa esperienza di 3 anni in Inghilterra, però leggo qui che appena puoi ti organizzi un viaggio all'estero. Anche in Italia. Anche in Italia, sì. Il viaggio, vedo, non appena posso prendo la valigia e parto. La prossima tappa, a suo tempo in questo articolo, probabilmente il Giappone. Non sono ancora riuscita ad andare, no, ancora. Ecco, devo solo trovare un pretesto, magari lavorativo, per andare laggiù. Infatti lo sto cercando, e a breve forse, sì. Sono passati un po' di anni, insomma. Ma non è così semplice, no, non è così semplice. Poi non è un viaggio dietro l'angolo il Giappone. No, infatti è un viaggio, tra l'altro, che se fai devi anche dedicare del tempo. E poi ho aspettato perché volevo portare con me le mie figlie. Credo che oggi abbiano l'età per cui l'esperienza di andare all'estero, anche in paesi così importanti, culturalmente diversi, può essere, può arricchire. Hanno le bambine? Una ne ha quasi 13 e l'altra 9. Allora non sono più bambine. Sì, ora possono affrontare, sì, ricordano, possono anche apprezzare, esatto, perché sai, anche portare i figli via troppo giovani, credo che alla fine non gli rimanga molto, non ricordano. Ed è anche faticoso il viaggio, credo che i bambini... Terribile. Io onestamente ammiro chi è in giro con passeggini, carrozzine, bambinini, bambinetti, pannoloni, è una cosa... È stressantissimo, sì, almeno per me è stato stressante quando lo facevo, perché bene o male l'organizzazione c'è dei bambini, ti portano, ti impegnano, sono meravigliosi, li ami da morire, però andare in giro a fare aeroporti, io mi sono rifiutata, ho deciso, una fatica mentale, fisica. Ho deciso di farlo successivamente, e oggi è bello perché loro stessi ti chiedono: ma adesso con tutti questi voli low cost, per esempio, organizzati, dove si riesce anche nelle città europee a prendere il fine settimana, sono esperienze meravigliose. Dopo si ricordano, ti dicono: ah mamma sì, oh che bella Londra, ti dà soddisfazione. Dà soddisfazione, vuol dire che hanno apprezzato, e comunque li arricchisce, perché è un percorso che, se parte da giovani, se è possibile farlo, arricchisce moltissimo. Come in Italia abbiamo posti straordinari, città d'arte, piccoli paesini, ambienti meravigliosi. Sì, sarebbe da fare ogni weekend un giro turistico. Sì, infatti, e guardate, arricchisce moltissimo. Vedo che anche loro poi apprezzano in modo diverso le cose tutti i giorni, la vita anche. La mattina parto in macchina, visto che spesso vediamo l'alba, perché veramente partendo... E anche in questi giorni, quando era molto freddo, la brina, allora c'era una parte la nebbia, il sole che da una parte, allora la luna e il cielo terzo, la nebbia bassa perché riscaldava la terra, dietro il sole. Che bello, paesaggi onirici, proprio meravigliosi, fiabeschi. E bisogna apprezzarli. E allora in macchina dicevo alle bambine: guardate bambine che bello, guardala quello, guarda mamma che bello. Secondo il mio punto di vista è quello che tutti i giorni arricchisce un pochino, riuscire ad apprezzare dove sei, con chi sei, dove vivi, e se lo trasmetti a loro forse seminiamo qualcosa per cui il nostro futuro sarà migliore. Assolutamente, poi insomma da come parli si avverte proprio che sei un'imprenditrice che non ha assolutamente perso il senso del contatto, no? Con le cose autentiche, anche semplici della vita. Ci sono imprenditori, imprenditrici, qui non c'è distinzione di sesso, che perdono completamente
forse il contatto a volte con le cose che rendono la vita una vita di qualità, no? Quindi diventano vittime di un ingranaggio, Sì, loro quel stessi. famoso ingranaggio, no? Dove sei dipendente dall'orologio, dal cellulare, dagli orari di lavoro. Quello un po' c'è comunque, ma devi cercare di staccarlo, di apprezzare quei pochi momenti, tipo vivere anche dove tu sei, dove hai la casa, rapportarsi con le persone, andare a prendere il pane, fare le due parole, credo che non si debbano perdere, almeno io le apprezzo moltissimo e fanno parte anche del mio essere. Alla fine forse se tu riesci a avere questa coerenza di comportamenti, a non staccarti mai da dove vieni, dalle radici, dalle tue chi radici, sei, chi sei, dove vai, con le persone con le quali ti rapportavi da giovane, mantieni quel senso di realtà che ti porta poi a essere anche un imprenditore migliore dal mio punto di vista. Non che gli altri non lo siano, ma forse si concentrano troppo sul denaro e poco anche su... Gli skei alla Veneta, Ecco, no? non è che quello sia il massimo, cioè per carità dopo uno se fa impresa deve fare i conti con il fatto che ci devono essere gli utili perché devi reinvestire, l'impresa deve essere sana, però al di là di questo se non hai altri valori, non li poni come centralità, perdi effettivamente questo contatto con la realtà e allora i valori dove vanno a finire? Mentre magari guadagnare meno, fare anche fatica in più, però avere questa relazione con te stesso e con i valori che ti portano ad essere una persona che qualcosa ha fatto al di là dei soldi. I soldi non sono un valore, anzi per certi aspetti, provocatoriamente io passerei al baratto, così almeno togliamo il denaro e parliamo di cose più concrete, no? Tutto sommato non sarebbe forse così negativo. Però è un'affermazione particolare, un po' inusuale da parte di un imprenditore così di successo, davvero. Come si dice, mischi un po' le carte in questi casi, non sei così catalogabile proprio nell'immagine proprio di imprenditrice appunto che fattura milioni di euro. Come dicevi tu, partiamo dal presupposto che non si fa più la distinzione fra anche la figura del manager piuttosto, credo che ogni singolo individuo ha un ruolo, in quel ruolo ci deve stare, ma non deve togliersi o comunque svilire la propria personalità, svilire quelli che sono i propri valori, i propri obiettivi, altrimenti diventiamo tutti quanti degli stereotipi per cui se sei imprenditore devi essere così, dei robottini. Dei robottini, se sei il manager di successo devi essere come Marchionne, se sei l'imprenditore di successo ti catalogano, non so come, adesso non mi viene in mente Luca Montezemolo. Allora, no, voglio dire, io sono me stesso e credo di avere il diritto come tutti di potermi esprimere, di poter portare avanti i miei valori, che poi questo sia un po' condizionato dal ruolo o comunque che a volte si faccia fatica a essere completamente decenti a far tutto, lì è il gioco dove ti metti in discussione, è lì dove poi riesci a essere veramente di successo, è la vera grande sfida. E il successo avviene se in qualche modo ottieni un risultato che sia una negoziazione fra entrambe. E tu sei proprio l'esempio davvero. Io lavoro in questo senso, ci lavoro e credo che tutto sommato sia anche difficile da comprendere per gli altri. A volte i miei stessi collaboratori sono in difficoltà perché dicono ma è vero quello che dice oppure e invece come dicevi tu la rinuncia. Si rinuncia ma non si va contro i valori fondanti, quelli che sono la base poi della propria vita, se no rinunci a cosa? Rinunci alla famiglia. Quanto ha contato, Monica, la figura di tuo padre nella tua formazione? Ma molto, soprattutto per alcuni aspetti di questi valori, diciamo, di queste fondamenta importanti che poi fanno il futuro, perché è stata una persona che si è fatta da solo, ha sempre comunque fatto delle affermazioni secondo me positive, guardavano al futuro, tipo guarda che un imprenditore non ha mai finito di imparare, non pensare di essere arrivato, leggi molto perché la tua formazione, la tua cultura si fa tutti i giorni. Tu sei figlia unica, Monica? No, siamo 4 fratelli. Però? Sì, quindi... Ma sei l'unica che ha preso così in mano le No, redini io ho dell'azienda? 2 fratelli in azienda, anche che con me collaborano. Diciamo che la parte più di direzione generale l'ho sempre ricoperta io, sono la maggiore, quindi mi sono assunta anche tutta una serie di responsabilità. Quindi la responsabilità come parola chiave nella tua vita c'era già quella sì, un po' su tutti i fronti. Ma forse sai perché come fratelli maggiori, il primo che nasce in qualche modo fa da apripista su tutto. Ha questo ruolo, non tutto sulle sue spalle, ma è il primo che va in discoteca, gli altri poi... È il primo che combatte le piccole battaglie.
battaglie anche per sì, quotidiane. forme di emancipazione. No, parliamo di noi discoteca femminili. perché viene da ridere quando oggi sento che a 14 anni vanno senza problemi, quando ai miei tempi io ho fatto di Ma quelle anche ho combattuto guerre, le mie battaglie, anche se ho battaglie dei genitori incredibili. straordinari e liberali, però Ma insomma è normale, col insomma. primogenito poi dipende anche da com'è il figlio, no? Da com'è il Certo. bambino. Io ero Ma un sai, po'... anche primogenita figlia, femmina, per un genitore non è mai semplice da gestire perché sì. ci sono delle gelosie, implicazioni di altro genere. È la natura Natura. genitoriale. Però è bello questa sfida, è bello stare in questo mondo, è difficile. Sei un ottimista, vedo. Sono un ottimista realista però, Certo, sì. perché cerco di non andare mai oltre quello che può essere la realtà, nel senso il sogno, un obiettivo grande, ma che possa essere raggiunto nel tempo. Che sfide ti poni, Monica? Siamo quasi in chiusura. Per quanto riguarda il tuo ruolo di vicepresidente UEAPME, quindi Associazione Piccole e Medie Imprese in Europa, ma anche per quanto riguarda insomma, il tuo ruolo manageriale nella Galvanin SPA. Allora, per l'Europa la grande sfida è quella di essere presenti, di cercare di coinvolgere più persone possibile, più imprenditori, fare la massa critica perché in Europa, come qua d'altro canto, contano i numeri. Quindi più siamo uniti, più riusciamo a fare rete, a non avere questi individualismi, maggiori risultati otteniamo. È la cosa fondamentale, è quello sui quali sto lavorando. Invece come impresa, proprio per non sognare troppo ma essere realista, è quella di avere degli strumenti, di mettere in gioco altri strumenti, l'innovazione, noi lavoriamo molto in tal senso, abbiamo proprio un lab all'interno dell'azienda per superare la crisi, per far sì che le nostre imprese continuino a rimanere nel territorio. E poi se vuoi una piccola chicca difficile da ottenere, però credo che moralmente è il successo migliore, è riuscire a far crescere le persone che sono in azienda per farle diventare persone eccellenti. Quante ne hai in azienda, Monica? È un centinaio, Però non sono una poche. grande squadra. È una grande responsabilità perché fanno affidamento su di te, però sai, l'eccellenza è intesa persone che abbiano visione, che siano responsabili, perché come consumatori e come cittadini dobbiamo essere responsabili sia di quello che facciamo, sia del risultato che poi si può ottenere attraverso il nostro lavoro. E non è così semplice da trasferire a tutti quanti. Per cui quello è una grande missione che mi sono posta e nel momento nei quali una persona in azienda dice ah guarda ho questa attività, rispetto alla sicurezza mi è venuto questo pensiero, vorrei fare questa cosa, è il grande successo che ho ottenuto quel giorno, molto più del denaro, molto più perché vuol dire che intanto è una persona soddisfatta, una persona responsabile e sicuramente farà il suo lavoro con maggiore impegno, questo credo sia molto importante. Certo, e cosa ti aspetti invece per le tue due bellissime bambine? Oh, un mondo migliore, Un la mondo migliore, frase ma è sogni che possono magari così entrare in azienda, seguire le orme di No, mamma? no, io non ho è queste aspettative, tra l'altro sono ancora piccole, la cosa importante è che riescano comunque a creare un percorso per loro stesse. gratificante. Gratificante, sì, ma che poi al di là di tutto possano anche entrare in azienda quando e se lo vorranno, ovviamente potranno avere anche una parte tutto sommato gratificante in azienda, però non le voglio condizionare. È bruttissimo quando uno Massima da liberalità piccolo... nell'educazione. Sì, ma poi alla fine quando hanno la più grande aspirazioni nell'andare a studiare le lingue, va benissimo perché al di là di tutto le lingue oggi sono importantissime, per cui che poi arrivi in azienda o non arrivi in azienda l'impostazione è sempre buona. Sì, torna sempre utile Torna conoscere sempre le utile. lingue e poi fare un'esperienza all'estero, come dicevi tu, Per è cui sempre poi- determinante nella formazione dei giovani. Poi che stiano bene, essere una mamma vicino a loro, quella è la cosa più importante. Bene, brava, quel buon senso, vedi tu, si vede che sei una giovane donna, insomma, che rimane radicata alle cose importanti, no? Il buon senso, la concretezza, i valori, come dicevi tu. E invece per quanto riguarda il tuo relax, un viaggio che sogni, a parte il Giappone che devi ancora riuscire Ma quello a riguarda è proprio il mio organizzarlo. obiettivo, il grande sogno è riuscire È ad ancora andare. il Giappone, bene, No, insomma. il Giappone sì, no, ma la cosa più importante in questo momento è riuscire a avere dei momenti di relax. Quindi al quella di è la là grande conquista. del viaggio, piuttosto che la grande conquista, è avere dei momenti per stare con la mia famiglia, che siano essi qui o all'estero, ma riuscire a avere magari
poche ore, pochi giorni, un fine settimana dove si sta insieme, si condivide Sì, quello poi che è quando la si lavora famiglia. tanto anche un pomeriggio, così Ah qualche sì, è ora un di successo, svago, è un esatto, te lo successo. godi tantissimo. Anzi, forse te lo godi di più di chi ha Sì, molto tempo, per cui impari ad apprezzare le ottimizzare. piccole Esatto, cose. Bene, io esatto. ti auguro di avere tantissimi momenti di relax, perché insomma Gentilissima, te li grazie. meriti, visto che sei una lavoratrice indefessa, come si A tutti noi, dice. anche a te, perché tutti noi, voglio dire, ci impegniamo Sì, anch'io sto moltissimo. sognando di farmi un bel viaggetto, adesso mi metterò d'accordo qui per le conduzioni, Per la festa. farò un po' di registrazioni in più e comunico che me ne vado per una settimana. Bene Monica, io ti ringrazio tantissimo di Grazie a essere stata te. qui, poi è stata una conversazione come piace a me, no? Più umana, informale anche se vogliamo, ci hai raccontato molto di te, di questo ti ringrazio. Grazie Ti a faccio te. un in bocca al lupo per tutto e spero di riaverti presto come ospite Ben per volentieri. raccontare altre cose di Monica Galvanin che in un'ora non siamo riusciti a dire. A disposizione, quando vuoi, guarda, ben volentieri. Ti Grazie, in bocca al ringrazio. lupo per tutto Monica, noi salutiamo amici Monica Galvanin e se vi farà piacere vi aspetto domani sempre nel salottino di Chiacchiere e Caffè per avere altri ospiti e altri caffè da bere in compagnia. Grazie di essere stati con noi, a domani. We get it almost every night when there